Al posto di immobili abbandonati e degradati, in via Trieste a Marghera sorgerà uno dei più grandi skate park d'Italia. Una pista per fare skateboard, ma anche evoluzioni con le biciclette appunto dedicate a questo tipo di sport e soprattutto spazio per i giovani. Al posto del degrado, dell'abbandono, un luogo ricco di vita, di giovani, di attività, di musica, di street art. Qui in via Trieste a Marghera. Una città capace di parlare anche ai giovani e offrire loro spazi di qualità sicuri all'interno della città. Una città anche per giovani. Sopralluogo stamane del sindaco di Venezia Simone Venturini in via Trieste a Marghera, dove sorgerà la nuova pista in continuità con quella già esistente di skateboard, realizzata grazie al primo stralcio del progetto, e offrirà agli appassionati uno spazio più ampio, articolato e accessibile. L'opera comprende inoltre un parcheggio da 34 posti auto in materiale drenante, fasce verdi con alberi ad alto fusto, arredi urbani, servizi igienici e un locale destinato alla gestione del complesso. Oltre alla nuova struttura sportiva, il progetto, finanziato con 1,5 milioni di euro, prevede l'ampliamento del marciapiede lungo il margine del parco e il collegamento diretto con il percorso pedonale già presente su via Trieste. Le fasce alberate contribuiranno alla riqualificazione paesaggistica e al miglioramento del microclima urbano, mentre il parcheggio e il corpo servizi renderanno l'intero complesso più accessibile e funzionale. Nel quartiere i residenti si sentono più sollevati perché anche in questi giorni le case in via di demolizione offrivano rifugio a pusher senza tetto. Rimane sempre il timore tra chi è in graduatoria per una casa popolare che si demoliscano soltanto gli alloggi senza costruirne di nuovi.